Buongiorno a tutti e ben ritrovati e ritrovate in un nuovo episodio di A come puntini puntini. L'ospite di oggi è Andrea Serra. Andrea è stato il maestro elementare che ha insegnato per oltre 20 anni nella scuola ospedaliera del Microcitemico di Cagliari, ha messo in scena un paio di spettacoli e ha scritto 2 libri. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla! Come puntini puntini. Un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, piacere. Ho paura che avrai caldo. Sì, ma me lo tolgo. Perché lo chiudo, sì, che Dimmi. qui sotto c'è un'infilata di aria, mostro una prima, me lo tolgo. Infilata di aria? Lì, sotto casa mia, ci sono i pilottisti. Ah, c'è freddo quando esci? Pizzica. No, la magliettina ma solo lì, capito? E quindi... Ok, devi metterti questo. Ma tu sei esperto di queste cose. Sei navigato, mi sa. certo. Qui gli ho fatto... Non ci arrivo. i geometri. Bravo. Quindi le posizioni le conosci bene, le diagonali. Hai fatto i geometri. Ho fatto i geometri, in partenza ho fatto i geometri. Si può uscire da qua? Sì. Adesso incominciamo subito perché io voglio conoscere la tua vita, quindi faremo un sacco di rimbalzi. Io ti ho presentato, innanzitutto grazie, non ti ho ringraziato Ci mancherebbe altro, grazie a te, perché... non è scontato. ma è interessante però. Grazie. E quindi ti ho presentato, ho fatto l'incipit, ho detto che sei stato per 20 anni il maestro della scuola ospedaliera L'ospedaliera del Microcitemico di Cagliari. Sì. Andiamo di là. Poi hai realizzato diversi spettacoli teatrali ultimamente. Sì. E hai scritto 2 libri. Sì. 2 libri molto diversi tra loro, perché uno del 2009 è sono 11 filastrocche sui diritti dei bambini, scritte pensando alla dichiarazione del 1959, che erano appunto 10 diritti, poi nell'89 è stata rifatta Scritta da chi? Non ricordo. dall'ONU, sì. È stata rifatta ampliandoli di molto, diciamo, quindi ho utilizzato la versione essenziale, quindi 10 sui 10 diritti più una su come questi uomini hanno deciso di occuparsi dei bambini, e quindi quello era un libro di filastrocche per bambini, mentre l'altro è un libro che si poggia sull'esperienza del maestro ospedaliero, nel senso che è una raccolta di materiale appuntato e messo da parte per anni, appuntato come necessità mia di sfogo? No, di memoria, di memoria. Consapevolezza che A, non mi ricordo un'oda, B, la memoria è una carogna. Mamma mia. La memoria è una carogna che ti fa dimenticare cose, te ne fa immaginare altre. Te le cambia, Cioè a distanza di tempo tu racconti una cosa e dici ma ci dobbiamo di lavoro, mica di aici. E quindi nel terrore di dimenticare alcune cose che ritenevo importanti e belle proprio per come erano, me le appuntavo al volo. E quindi questi materiali a un certo punto mi sono anche chiesto cosa ne potessi fare. E da lì lo spettacolo? E da lì è nato prima lo spettacolo e poi il libro. Spettacolo che raccoglie una 10-12 storie tessute un po' insieme, quindi storie che sono studenti sostanzialmente, storie di studenti e di studentesse, con una serie di riferimenti che mi sono accorto emergevano dalla mia storia invece personale, da bambino, eccetera, di come alcune cose si intrecciavano, sembrava che dici, ma
era ovvio che mi doveva succedere così, oppure anche per caso. ecco che quello che mi è successo, rileggendolo lo capisco così. E nei tuoi appunti hai trovato qualcosa nel rileggerli, ma veramente non me lo sarei proprio ricordato, questo, quello. Sì, ti fa questo effetto sì, un pochettino, anche quell'effetto, sì. Questo mi capita, come dire, abbastanza spesso, perché scrivo questo periodo un pochino di meno, però ho scritto tanto, anche tanto nel senso con frequenza, per cui andare a recuperare a volte un quaderno quando scrivevo sui fogli, dici mai mai, io poi la scrittura è la mia, la riconosco, ma magari mi ricordavo che avevo scritto qualcosa su quello, che potevo aver scritto una filastrocca su, ma non mi ricordavo come andava a finire. Allora, volevo solo sapere una cosa, perché da 20 anni mi hai smesso, è finita l'esperienza? È finita l'esperienza in ospedale, questo è il primo anno che sono fuori dall'ospedale. Ho iniziato a insegnare in una scuola, ho ripreso a insegnare in una scuola del territorio, in questo momento a Sublano. Quindi non è che mi sono allontanato molto dal microcitemico a Sublano. Ma come mai è finita l'esperienza? L'hai deciso tu? O... No, l'ho deciso io, ho fatto una domanda di trasferimento, perché quando ho iniziato nel 2005 avevo pensato che era uno di quei lavori che non uno di quei lavori, siccome mi era già capitato di cambiare lavoro, e che l'avevo sempre vissuto come una cosa positiva, il cambiamento, ripartire. Trovo che sia positiva, poi. Sì, no, ma ne sono convinto, quindi sono partito nel 2005 dicendo, vabbè, se tutto va bene, se mi trovo bene, se si trovano bene gli altri, una decina d'anni al massimo. I 10 anni sono volati in una maniera proprio inimmaginabile. Quindi hai pianificato 10 anni? Io avevo ipotizzato così, 10 anni. Che sono diventati 20, perché poi in mezzo c'è stato il fatto che l'ho un po' messo da pace quando sono arrivato a 10, sì vabbè, ma 10, che siano 10 o 11, non è che cambi di merda, dai 11, poi c'è stata, adesso non ti so collocare spazialmente, ma anche la pandemia, che ha modificato tante cose, ha gelato tante cose, ma soprattutto c'è stato il fatto che la scuola ospedaliera è progressivamente cresciuta, e cioè quando io ho iniziato nel 2005 appunto c'era un posto di insegnante di scuola primaria, per tutto l'ospedale, e all'epoca i reparti erano, forse come adesso, no, ce n'è uno in più, erano fondamentalmente 4 reparti, un insegnante. Solo elementare? Solo di scuola elementare, assolutamente. Dopo 12 anni, 14, non ricordo, siamo riusciti a ottenere un altro insegnante di scuola primaria. Abbiamo per anni fatto richiesta all'ufficio scolastico regionale, poi l'abbiamo ottenuto. Non ci siamo fermati, abbiamo chiesto che ci fosse anche la scuola secondaria di primo grado, la scuola media, e anche lì l'abbiamo chiesta un po' di volte, e poi è arrivata con 3 mezze cattedre, poi è arrivata 2 cattedre intere e una mezza cattedra. Insomma, pian piano siamo cresciuti, e l'anno scorso eravamo 6 con 2 cattedre intere di scuola media e 2 cattedre ridotte, e quest'anno sono arrivate altre 2 cattedre, quindi quest'anno sono 8. Allora, l'anno scorso mi è sembrato un ulteriore segnale che si fosse concluso un ciclo, cioè si era come scuola, e anche personalmente puntato a che la scuola diventasse un'istituzione che non fosse legata a una persona. Tu sei rimasto solo per quanti anni? 12, 13. 12 anni solo? C'era 13, adesso non mi ricordo se 13, 14, 13 di sicuro. Ricordo solo che c'era una mamma nel periodo in cui dal ministero parlavano di maestro unico,
mi diceva: tu non avrai difficoltà a fare maestro unico perché sei l'unico maestro. Giocava su questa cosa. E quindi anche quel ciclo ho pensato, e mi è ritornato appunto in maniera evidente che si ha bisogno di cambiare, di reinventarsi, sì, perché poi non è che mi fosse venuto a noia che mi fosse il mestiere, la cosa, che mi pesassero le cose brutte che ci sono, i lutti che ci sono stati, o comunque essere immerso anche in situazioni di sofferenza, perché comunque c'era tutto il resto, c'è tutto il resto che invece è vita vera. Forte, vera, potente, è un microcosmo dove c'è tutto, dove si ride, si piange, si gioca, si fa amicizia, si diventa affini, parenti, vedi le famiglie di bambini che vengono da parti diverse della Sardegna, che vivono queste esperienze insieme e diventano famiglia. Quindi tutto questo, come dire, è sempre stata l'altalena, che poi appunto è quella che è stata il titolo scelto sia per lo spettacolo che per il libro, l'altalena in cui tu stai nel positivo, nel negativo, come nella vita poi. Però era proprio il ciclo, la necessità di avere una spinta che fosse sia dentro l'ospedale, perché magari arriva qualcuno che si inventa qualcosa di diverso oltre a quello che mi posso essere inventato io, ma anche per non potesse essere un imprinting solo tuo, hai pensato che potesse essere anche potesse essere anche altri contributi? Sì, che ci sono stati, perché ovviamente quando le altre persone sono arrivate ognuno ha messo il suo, però l'imprinting appunto 12 anni, 13 anni, tu hai creato un insieme di relazioni, di struttura, di qualcosa del genere. No, di fatto ero il coordinatore, sono stato per anni coordinatore di me stesso, e poi sono rimasto a essere anche il coordinatore della scuola e degli altri. E gli spazi sono aumentati? Gli spazi, per grazia di Dio, molto lentamente sono aumentati più gli insegnanti degli spazi. E poi progressivamente siamo riusciti invece ad avere sempre più spazi, sempre insufficienti, ma averne sempre di più, quindi insomma era un capitolo chiuso dal punto di vista che doveva chiudersi, non era chiuso, che doveva chiudersi dal punto di vista lavorativo. Dal punto di vista personale non è né un capitolo né è chiuso, è vita che ho vissuto e che vivo, perché continuo ad avere rapporti con tante famiglie, con tanti ex alunni, con tanti legami con loro, ragazzi. Sì, assolutamente. Vai a trovarli ogni tanto? Quello un po' meno, ma ci sentiamo, ci scriviamo, mi comunicano cambi, passaggi, lauree, maternità, perché ci sono state anche queste ovviamente, ma con lo spettacolo è stato molto importante per, ad esempio, andarlo a fare in diversi paesi o città dove c'erano di alunni, quindi sono state le famiglie a organizzare per magari fare una raccolta fondi per un'associazione che sostiene l'oncomatologia pediatrica, e quindi si univa a questo, il portare a conoscenza dei loro amici, dei loro parenti in maniera così chiara quella che è stata l'esperienza, che non è solo la loro, ma è un'esperienza un po' più ampia, e quindi far conoscere quel pezzo di vita che loro hanno vissuto, e allo stesso tempo fare anche magari appunto una raccolta fondi per sostenere una delle diverse associazioni che sostengono l'ospedale. Quindi ad esempio adesso a giugno, il 6 giugno sarò a Tempio. Sono stato ad Arzachena, sono stato a Puttifigari. Sempre con l'altalena? Sempre con l'altalena. Quante repliche hai fatto? 32. Wow. 32, sì. Bravo. Allora, però facciamo un attimo un passone indietro. Io
cerco di raccontare alle persone attraverso la cosa più semplice che mi è venuta in mente, che è proprio la cronologia dei fatti, anche se ti rubo una tua frase dove parlavi del fatto che la cronologia per te non è una linea dritta, ma è una linea fatta di, appunto, di tanti momenti su e giù, chiamiamoli così. Però classe 1963. 63, quindi 6-3. 6-3 come i 6-3 che sto andando a fare. Ah, ok. Porca mia, non ci avevo ancora pensato. Porca baletta. 6-3. 6-3. Io sono 6-4, quindi c'ho ancora un po' di tempo. Allora, 6-3, che mese, che giorno? 8 maggio 1963. Siamo vicinissimi. Festone? Festino? No, ho fatto quello dei 60, basta, 63. So, Tra l'altro sarò in viaggio l'8 maggio per andare a Reggio Calabria a fare l'altalena. Ma dai, sì. l'hai portata anche fuori dalla Sardegna? È stato, adesso non mi ricordo se 4 o 5, ma adesso a Reggio Calabria è un'associazione fondata da una persona che avevo conosciuto tanto tempo fa, che si occupa dei diritti dei malati oncologici. Quindi vuole fare una serata di, come dire, chiamata a raccolta rispetto a questo tema, e ha pensato che l'altalena potesse essere in quei casi, quando vai all'estero, perché per il continente, certo, ti limiti col dialetto o te ne freghi? No, me ne frego altamente, ma doppio. Nel senso, doppio dove è necessario. Ad esempio, non posso privarmi di utilizzare la parola Caraganzi, che c'è nel libro e nello spettacolo, perché io abitavo da piccolo a Monte Urpino e la storia la inizio a raccontare tutta la storia dell'altalena da lì, dalla mia infanzia a Monte Urpino, e questo mare di Caraganzi bianchi e gialli dove noi vivevamo come se fossimo nel mare, ci fossero l'isola di Monpracem o altro, e quindi Caraganzi non posso non dirlo, e mi vanto, lo spiego, ma lì poi faccio come dire, lo sapete anche voi cosa sono i Caraganzi. Mi vanto di aver portato su Rai Radio 3, quindi la radio più coso, la parola Caraganzi, perché c'era stata una puntata di una trasmissione che in questo momento ovviamente non ricordo il titolo, no, ma prima o poi mi tornerà. Mi avevano richiesto alcuni pezzetti che erano poi alla fine pezzi dell'altalena, di racconto della scuola in ospedale, e quindi racconto anche dei Caraganzi, con questa soddisfazione di utilizzare quella parola lì su Radio 3. Che poi mi è sbloccato un ricordo meraviglioso, che è quella pista in cemento con le macchinette elettriche, con tutto il bordo di gomma dove mettevi la moneta. Io l'ho visto da piccolino, ma poi è morta, cioè è sparita nel giro di poco tempo. Di poco tempo, anche perché come racconto Fiera Navalla. Madonna. Fiera Navalla, cioè l'unico divertimento era arrivare lì, poi mettere la monetina, schiacci la velocità era questa, 0. E poi in circo. Circo che dovevi fare il giro così. È vero. C'era la gomma, ma non ti potevi avvicinare, non potevi toccare le altre macchinine. Fiera Navalla, mostruoso. Non era l'autoscontro, no, dai giochi. Però a vederla sì, anche a me. Ma è rimasta quella pista per anni, per col anni, bordo in ferro. sì. Ti ricordi? Cioè, sì, ci si andava un po' a patinare. Bravo. Solo che man mano che si rovinava, il problema dei pattini era che una pietrolina sul cemento liscio facevi il decollo. Sì. È vero. Quindi 1963, 8 maggio, scuole, geometri. Questa è la prima tappa. Prima tappa geometri, per il motivo molto proprio razionale, ci avevo pensato tanto. Essendo che mia mamma era maestra, mio babbo era maestro, mia zia era maestra, l'altra mia zia era maestra, la cognata di mio zio era maestra, io ho detto l'unica cosa nella vita che non farò è il maestro elementare, e quindi avevo scelto, proprio così, con questa razionalità precisa,
avevo deciso di fare i geometri perché mio fratello, 2 anni più grande, si era iscritto ai geometri, era tutto contento, proprio gli piace, come si dice. Sì. E quindi ho detto, boh, e lavorava già magari? No, lui era 2 anni avanti. Era solo contento lui era contento della scuola, bello, gli piace, quindi vabbè, andiamo. Ok. E come neanche da dire che è arrivato in prima, va bene, poi le prima e seconda sono abbastanza simili un po', certo c'era il disegno tecnico in cui sono stato rimandato, eccolo perché lì. era ovvio che non fosse il mio. In terza, quando partono tutte le materie tecniche, topografia, costruzioni, tecnologia di costruzione, giusto, non è cosa va a me. Sono andato da mia mamma e le ho detto, mamma, io mi ritiro. E mia mamma mi ha detto, d'accordo, e cosa fai? Ho detto, boh, trovati un lavoro e ritirati. Così? Così. E ovviamente ho continuato a studiare, non c'erano molte altre possibilità. Non ti ha detto cambiamo scuola e tu cambi scuola? No. Devi finire lì, detto, se vuoi finire lì, però non è che mi rimani a casa a ciondolo, quindi va bene. Ma a me è servito sostanzialmente il tirare fuori che non era la mia scuola. Poi parlando con qualche altro adulto così, avevano insistito sul fatto che alla fine era dopo che arrivava il momento delle scelte, che non era quello della scuola superiore, perché poi con qualunque diploma potevi andare in qualunque università e scegliere se avessi deciso. Quindi alla fine ho puntato sulle materie che mi interessavano di più, me ne sono fregato delle altre, quindi... Ti sei accorto che eri più umanistico? Sì. E quindi che succede? Ti diplomi? Mi succede che mi diplomo, aspetto che mi chiamino per il servizio civile. All'epoca avevo fatto la domanda come obiettore di coscienza, non mi chiamano per 1 anno circa e quindi faccio quello che si chiamava autodistacco, cioè vado in un ente convenzionato che era l'ANFAS in via Cagna e dico io voglio fare il servizio civile da voi richiedetemi, e a quel punto la cosa si sblocca, perché all'epoca il Ministero della Difesa faceva la cosa di non chiamarti, non riconoscerti, in maniera tale da svilire la scelta, che era una scelta profondamente politica, quella dell'obiezione di coscienza. Quindi meno obiettori operativi avevi, meglio era. E si era appunto invece studiato questo modo in maniera tale che fossi tu ad andare a cercarti il posto invece che fosse il Ministero a destinarti. E niente, quindi ho iniziato a fare il servizio civile, ho fatto 1 anno e mezzo di servizio civile lì e ho capito che non solo ero interessato agli studi umanistici, ma quello che mi interessava era fare un lavoro con le persone, stare con le persone, qualche altra attività di volontariato, qualche piccolo lavoretto, così, e sempre più convinto. E poi mi sono diplomato, ho fatto il corso, la scuola fini speciali di servizio sociale, quindi mi diplomo come assistente sociale. Sei assistente sociale? Sono assistente sociale, non praticante. Non praticante? No. Però titolato? Titolato, ma non iscritto all'albo, quindi lo posso vai nuda. No, l'albo è venuto fuori 20 anni dopo, ma non sono stato iscritto, diciamo così, di diritto, ma poi mi sono disiscritto perché facevo altro, quindi non mi interessava. E comunque ho fatto i 3 anni come assistente sociale, che mi ha ulteriormente convinto che ti piaceva proprio stare con le persone, che il mio coso era quello di stare con le persone in relazione. E poi ho iniziato a fare l'educatore in quegli anni lì, appena finito. Ho fatto l'educatore per 9 anni circa, in particolare 7 come proprio in maniera continuativa, nel senso assunto. Avevamo iniziato come cooperativa, all'epoca si chiamava cooperativa Cadossene. Ma dai, con Andrea? Con Andrea, esatto, altro, con Andrea, altro ospite di questo programma. Siamo amici, colleghi. Ci conosciamo da quando io avevo forse 8 anni, perché lui era uno degli 10, uno degli amici più cari di mio fratello, del fratello più grande, e quindi ci conosciamo da sempre, e poi appunto abbiamo lavorato per tanti anni in Cadossene insieme. E quando era nato con Ettore, sì.
Quando è nata la nuova comunità nell'89 in Via Verdi per bambini dai 10 ai 14 anni, ho iniziato a lavorare lì, ho lavorato 6 anni lì e poi un altro anno in un'altra comunità che invece era 14-18 per ragazzi con problemi penali invece, Sì, con sì. situazioni penali. Misure detentive. Sì, alternative. misure alternative al carcere. E poi nel 96 Basta. basta, mi sono licenziato, Ah, ma nel frattempo nel 92 mi ero preso il diploma, avevo fatto 4 anni in uno, avevo preso il diploma magistrale. ma dai. Quindi questa cosa l'hai rivista. Questa cosa a Marolla, perché nel frattempo mi ero sposato con una maestra elementare, a quel paese, quindi c'è un comunque imprinting pazzesco. sì, ma ma nel senso buono. Buono. E niente, e giustamente vedendo anche la fatica per fare l'educatore in comunità è Faticosissimo. è faticoso, Faticoso. hai dei turni faticosi, hai dei picchi di carico di lavoro mostruosi, poi hai anche cioè se tu fai un turno di 24 ore puoi avere in quelle 24 ore magari anche, ti puoi andare di lusso anche 18 ore di situazione abbastanza tranquilla, poi magari c'hai 2-3 ore che che è esattamente l'opposto di quello che succede a scuola, che tu hai 3 ore di delirio. tu hai 5 ore di lavoro e in quelle 5 ore il delirio è che io adesso ho 21 bambini di prima elementare che ognuno di loro vuole la totalità delle tue attenzioni e ognuno di loro è quello che è fatto com'è, ha necessità diverse eccetera eccetera, e quindi tu in quelle 5 ore sei risucchiato o rischi di essere risucchiato. In ogni caso sono 5 ore in cui tu sei a livello di prestazione al 100%, mentre appunto quell'altro lavoro aveva i picchi al 300%, ma poi potevi avere. Comunque, in ogni caso, avevo avuto 2 figli, facevo turni impegnativi, faticosi, eccetera, e mia moglie mi ha suggerito: scusa, ma perché non insegni, visto che... E ho ripreso in considerazione il fatto che forse mi piaceva stare con le persone, mi piaceva stare con i bambini, con i ragazzi, ma poteva essere, ormai ai miei genitori li avevo già sbroncati non facendolo, se poi lo facevo dopo 20 anni ci sta. Quindi a distanza di 10 anni dal diploma di geometra ho preso il diploma magistrale, l'anno dopo è uscito il concorso, ho fatto il concorso, ma ho continuato a lavorare per altro po' come educatore. Poi appunto a dicembre 96 mi sono licenziato, sono rimasto un po' senza far nulla, ho lavorato in corsi di formazione professionale come tanti, tutor d'aula, sì, erano corsi con finanziamenti europei, quindi c'erano anche queste figure molto molto presenti. Poi ho insegnato in un corso successivo e poi Mantizzeria, perché sono entrato di ruolo, era l'anno, mi sembra 99-2000, quindi inizia a scuola, e iniziò senza aver mai messo la punta del naso in una classe, se non quando andavo a scuola, e poi aver fatto, perché quando lavoravo in Cadossene avevo fatto anche tanta formazione sui temi dell'educazione nelle scuole, eravamo in diversi che ci eravamo impegnati su questo, quindi le scuole, a parte appunto mia moglie che insegnava e comunque però come insegnamento io non avevo mai fatto un'ora, mezz'ora di pratica, e mi sono trovato dall'oggi al domani in una classe, però e com'è stato questo? Ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto molto, ricordo con chiarezza che da ottobre
da settembre a maggio. No, i primi 3 mesi, quindi sino a metà dicembre, poco prima delle vacanze di Natale, che io alle 6:30 di sera ero morto. Non mi era mai successo, cioè io appunto venivo negli anni precedenti turni di 24, 36 ore, a volte facevamo dalle 9 di mattina del sabato alle 18 della domenica, perché dovevamo coprire i nostri turni in un modo o nell'altro, avevamo una cooperativa e quindi ci aiutavamo l'uno con l'altro. Ma io arrivavo a casa che non sapevo chi ero, 18:30 mi suonava su Daimler e poi invece pian piano impari a dosarti a scuola e a dosarti fuori da scuola. E niente, questo è l'escursus lavorativo. Quindi l'insegnamento hai fatto 3, 4, 5 anni? Ho fatto 6 anni, ho fatto 4 anni a Dolianova e 2 anni era la direzione didattica era via Abruzzi. Ok, quindi elementari? Elementari, in quegli anni lì insegnavo lingua francese alle elementari. A Dolianova ho fatto il maestro totale, ma facevo anche francese, perché prima che arrivasse la signora Moratti, le lingue nella scuola presenti. Erano presenti, ma c'era inglese, francese, tedesco e spagnolo. Cioè c'erano tutte le lingue comunitarie. La Moratti era stata quella delle 3 I: inglese, informatica e SATRAI, non mi dà ricordo, c'è una parola che inizia con I ma non è quella, e comunque inglese, il che ha voluto dire eliminare tutte le altre cattedre di lingua, quando era palese che la lingua 2, la seconda lingua alla scuola primaria non è un coso strumentale, non è una materia strumentale perché tu devi imparare l'inglese così ti si apre il mondo, no, è imparare un'altra lingua e venire a confronto con altri suoni, con un'altra cultura, con altri usi, era un'apertura culturale, oltre che il fatto che tutti gli studi ci dicono che il bilinguismo, se lo pratichi, inizi a praticarlo da piccolo, ti apre anche alle altre, quindi era irrilevante per certi versi quale fosse la lingua. E quindi tutta una serie di insegnanti devono essere riciclati, siccome tutti quelli che insegnavamo comunque lingua eravamo anche insegnanti di scuola primaria a prescindere dalla lingua, io divento quell'anno lì perdente posto, quindi perdo la sede ma non perdo ovviamente il lavoro, e faccio domanda e chiedo di entrare nella scuola ospedaliera, che sapevo esistere ma non sapevo cosa fosse. L'avevo trovata nell'elenco di tutte le possibili scuole. Quindi ci sono scuole ospedaliere in tanti ospedali, non solo in Sardegna, Cagliari, microcitemico e Brozzo, in pediatria e chirurgia pediatrica del Brozzo. Ok. Lì abbiamo scuola primaria e scuola dell'infanzia. Al microcitemico appunto adesso abbiamo scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, poi c'è a Oristano, c'è a Iglesias, c'è a Sassari, un tempo c'era a Ozieri, quindi 2 cattedre Sardegna, alla fine, quando l'hai fatto domanda tu. Quando ho fatto domanda io, diciamo che c'era la cattedra del Brozzo e la cattedra del microcitemico. Già insegnato? Una di primaria e una di infanzia, quindi ho fatto la domanda per la primaria, ma la collega che c'era non se ne andava e quindi il posto rimaneva occupato. Invece ho avuto la fortuna che la collega che era al microcitemico quell'anno andasse in pensione, e quindi il posto c'era da 2 anni. E malgrado ci fosse da 2 anni non aveva ancora potuto avere una sede decente? Non aveva nessuno spazio, solo nelle camere, ma questo continua, poi diciamo che in reparto continua ancora oggi. Poi in day hospital invece abbiamo un'aula nel reparto, tra il reparto hanno un'aula devi sta a nascere, quindi un po'. In pediatria, in mezzo proprio tra
il day hospital e il reparto. Quindi sì, la situazione è differente. La collega che veniva prima di me non aveva un ripiano in un armadio, un ripiano con 4 cose possibili. Io, come sono arrivato, ho avuto degli aiuti, delle cosettine, poi un mobiletto, poi quello, poi l'altro, poi pian piano tutti i siedi e mi si allargavo. Così funziona. Bravo. Quindi quell'anno avevo saputo, poi dopo che io ho fatto la domanda, perché la domanda la fai a febbraio, marzo, non mi ricordo, l'ho fatta comunque, e poi ho saputo che realmente la collega che c'era andava in pensione. Quindi mi si è aperta l'idea che fosse possibile, ma avevo talmente pochi punti, perché comunque avevo 6 anni di anzianità, che non ci credevo, ero sicuro che mi avrebbe superato chiunque. E invece... Ma forse nessuno ha fatto domanda. Nessuno, sicuramente, quell'anno lì sicuramente nessuno ha fatto domanda, perché con i pochi punti che avevo chiunque sarebbe passato davanti. E quindi sono andato lì a scatola chiusa. Una volta che ho saputo la cosa sono andato a parlare solo con un paio di persone all'inizio di settembre, con la psicologa, con la direzione sanitaria, la direttrice sanitaria, sì, giusto per capire appunto anche come mi dovevo muovere, cioè quali erano i confini, gli ambiti, dove era un reparto in cui dovevo entrare, dove eventualmente non dovevo. E quindi quando nell'altalena racconto del primo giorno davanti agli ascensori del 4º piano, davanti al day hospital dell'oncomatologia pediatrica, racconto della realtà che stavo aprendo la porta di un mondo totalmente sconosciuto, totalmente. Cosa ti porti da questa esperienza? Guarda, sinceramente faccio fatica a definire che cosa appartiene a quello e che cosa appartiene ad altro, perché sia un mix di tante cose. Sì, aggiungi quello che ti dicevo prima, che mentre scrivevo l'altalena e quindi i pezzi delle cose che mi erano successe mi affioravano ricordi del passato, ti accorgi che sei impastato di cose e che se non hai l'occasione, così come è stato per me, di rifletterci, di tornare indietro, magari neanche lo sai, ce li hai ma non gli sai dare un nome, le confronti poi con la tua realtà successiva, con le esperienze, e vedi che sono quelle che hanno permesso di far stare sopra quell'altra. Se non ci fosse stata, anche se non ci fosse stata la cosa con i miei genitori mi spiegava a Conca, non mi interessa, quel rifiuto che invece mi ha fatto maturare quella cosa. Ho riletto alcuni comportamenti dei miei genitori rispetto a me bambino e i miei comportamenti, alcune cose che mi erano quindi sono affiorati i ricordi che ho legato, che ho capito, perché io mi trovavo magari in situazioni di difficoltà, o con un bambino molto chiuso, con un bambino che, come utilizziamo spesso, fa i dispetti, si comporta in un modo perché sembra che ti faccia il dispetto, che dietro quel dispetto c'è altro, e magari l'ho capito da una cosa che mi è affiorata, di una risposta datami da mio padre 20 anni fa, 20 anni sono gordo, come da bambino, 60 anni fa. Ero bravo ma non mi applicavo. Anche io. Può fare di più, può fare di più, ma porca miseria, la sufficienza gliela devo dare, capito? Quelli che si lamentavano. Ma con quella la sufficienza. No, però eri monello, eri un ragazzo agitato. No, non ero. Eri bravo? No. Non ero bravo. Allora, in famiglia io ero il 4º figlio. Maschio, e poi ho avuto una sorella femmina. Quattro ne avevo 3 davanti. 3 davanti. A scaletta di 2 anni nascevamo. Quindi il primo ne ha 70? Ne fa 63, 65, 67, ne farà 69, sì. 69.
che è l'amico di Andrea, quello che Esatto. Anche Andrea è vecchio, Sì, è un vecchio bacucco. sì, bacucco. Eri bravo? Eri bravissimo. Era brava Marolla perché ce ne avevo 3 più grandi Che ti prendevano a ma sugare. non ero bravo, nel senso che comunque mi piaceva fare le cose che mi piaceva fare, mi piaceva andare in bicicletta e all'epoca si poteva e ci sfodavamo in bicicletta. I malleoli Mi alle piace- pedivelle, c'hai presente? la brasatura delle ginocchia e dei gomiti. Sì, ma il malleolo della pedivella di metallo era una Sì. cosa indicibile, perché sbattevi, guariva poco a poco e risbattevi E nella risbattevi, ferita. Era un sì, dolore lancinante. E poi era di quei dolori, come vengono definiti, sordo, che lo capisci solo quando lo provi. Mamma Tavolina mia, che è sordo. E lo spieghi bene, ne lo racconti bene purtroppo. Però aspetta, sì. hai detto una cosa, avevo i miei interessi, i miei hobby. Leggevo Ecco. molto, mi piaceva leggere molto, Bene. mi piacevano le costruzioni, Ma tipo Lego? le Lego. Ok. Ho Meccano. mantenuto Ho visto questo subito coso. come sei entrato. Il meccano era di mio meraviglioso. fratello, Ok. ma se me lo improsavo riuscivo a giocarci. Però mi piacevano molto le costruzioni, quindi non era un problema. E le costruzioni erano anche il ripiego rispetto al fatto che quando ero punito non potevo usare la bicicletta, Potevi e quindi giocare. però a casa le costruzioni le potevo usare, oppure potevo leggere. Cosa leggevi? Leggevo un'enciclopedia di mio fratello che era un'enciclopedia di fiabe, si chiamava Vabbè. Tutte le fiabe, Tutte le fiabe. ed erano 4 volumi, Con gli inserti? Manzilli, erano Quello fatti lì? dagli inserti. Dagli inserti, me lo sì. ricordo benissimo. Li aveva comprati, se non ricordo male, una mia zia o mia nonna, mio fratello, e i primi 4 volumi erano le solite Andersen, Fratelli Grimm, eccetera, quelle nostre, e gli altri 4 volumi invece erano fiabe tradizionali di altri paesi, quindi c'erano le fiabe indiane, quelle russe, Bello. quelle africane. Ma è vero che nelle fiabe trovi spaccati molto forti di vita, di moralità, di segnali, di messaggi, anche pesanti rispetto al anche fatto che siano pesanti. destinati a bambini? Sì, sì. C'è questo aspetto di Assolutamente. cui ho sentito parlare, non mi ricordo No. quando, forse No, da no, Rolari, non è vero. assolutamente, ci sono stati psicologi, psicoterapeuti che hanno lavorato su questo e lavorano ancora sulla fiaba, perché ci sono tutta una serie di meccanismi che ti riportano alle cose che il bambino comunque, perché premesso, noi possiamo coi bambini parlare o non parlare di certe cose, ad esempio della morte, visto che è un tema che come dire, che mastico e che macino. Possiamo non parlarne, ma i bambini la conoscono, la sanno, la conoscono, come dire, la sfiorano, la vivono per interposta persona o altro, ma noi non gliene parliamo per non Per traumatizzarli. Potremmo dire ne ho paura noi. Esatto. Noi abbiamo paura A della morte e B di come lui la potrà prendere. Le fiabe, nelle fiabe, C'è tutto palese. voglio dire, è quello che porta i genitori che Minchia. portano i figli nel bosco Ciao. e dusus perdenti e gli dicono ciao Salvari se ce la fai, se no. Però nel dietro pentolone, quello c'è il lupo, di tutto c'è. E 3 porcellini, sì, e giochi però su quelle che sono le paure, le necessità, i bisogni di confrontarti con quelle realtà, Quindi e sono raccontate in un linguaggio che possa essere accessibile anche perché è un pochino lontano da te, è lontano nel tempo. Le fiabe c'era una volta, quindi già ti sta dicendo la di Deoi, c'era una volta, e quindi questo già un pochino mi mette. Poi la fiaba va raccontata, devi anche trovare, ci sono alcune che le puoi raccontare di giorno, altre le puoi anche raccontare di notte, qualcuna magari di notte. No. Poi ci sono autori che hanno, alcune storie sono molto simili tra di loro, cambiano nome, ma sono molto simili, però Perrault le ha rese più dolci, i fratelli Grimm vi hanno strupiarura, Disney poi le ha rese
Magia quasi. Magia, fumetto ampio, tutto edulcorato, eccetera. Però anche lì, sotto sotto, alcune cose continuano a rimanere. Cosa hai imparato dai bambini rispetto alla morte? Dato che mi hai detto che l'hai masticata molto in quel periodo. Come la vedi adesso? Se hai una tua idea, una tua... che potrebbe anche essere spirituale, qualsiasi cosa, io non... No, sinceramente io ho due ricordi legati alla morte da bambino che sono molto particolari, cioè che mi hanno, non è che avuto scimprovriso, però per me sono stati fondanti. Uno, muore mia nonna paterna, io avevo 6-5 anni forse. Messa, funerale, si avvicina questa signora vecchia che mi prende la mano e mi fa condoglianze. E io ho passato qualche settimana, mi domandai... Che cazzo vuol dire? Condoglianze. Però vedevo che era la prassi. Però è stata l'unico adulto a venire a darmi le condoglianze. L'unico adulto a darmi le condoglianze. Poi tra di loro si trova santa. Ma lei l'aveva dato a tutti, a miei fratelli, a me. E questa cosa qui, questa faccia seria, così che si rivolge da adulto a un bambino di 5-6 anni come se fosse un adulto e gli dice una parola sconosciuta, mi aveva sflashato io, boh. E poi come? Perché poi la cosa che mia nonna fosse morta, i miei genitori me l'avevano detto. È morta perché in casa? No, era morta a casa in ospedale, perché all'epoca se tu avevi 80 anni, 85 forse ne aveva, cadi, ti rompevi il femore, Mia nonna eri morto. Rotto il femore, è morto. Era un classico. Quindi mia nonna cade, noi siamo avvisati di questo, gira una settimana, muore, ma era nella natura delle cose per me. Nella natura delle cose era una persona vecchia, tra l'altro era la classica vecchia di un tempo, quindi vitichedda, velo nero, magra, fronzita che di più non si può, quindi dovrebbe morire. Si sa, no, 80 cioè, anni allora. Lo immaginavo, no, ne aveva anche di più di 80. Ci sta, era una cosa Era una cosa per me naturale. Nel mio studio ho introdotto l'acqua, scusa, questa è per te. Grazie. Quindi se vuoi l'acqua è come se fossimo... Perché siamo in estate. Questa è una meraviglia. Questa è una meraviglia. A Kistionai ho immaginato che venisse il 7. Su Gutru Zizicchiade. Vero? Bravo. Quindi è morta tua nonna e tu ti sei... Morta mia nonna, cosa normale, anche i miei genitori me l'hanno fatta vivere come cosa normale, elemento che mi lascia di stucco è questa faccia della signora anziana che viene verso di me e mi tratta da adulto dicendomi condoglianze con questa sofferenza. Hai chiesto? Hai cercato? No, mi guardavo attorno, No, no, mi è rimasta questa cosa di condoglianze, questa cosa che si deve... Che quello è una cosa, è nel rito, cioè questo morire è... Che poi cosa vuol dire condoglianza? Lo sappiamo. Che ho sofferenza con te. Con dolore, ok. Ho sofferenza quindi è una cosa bella. Bellissima, no, è un termine che quando lo usano io vorrei sapere come lo sanno, perché non ci spondiamo questo problema. Però condoglianze è una cosa veramente... Oppure mi dispiace, perché probabilmente ti abbraccio. Potrebbe essere con dolore, te lo dico, ma se l'origine non lo so, l'etimologia potrebbe essere com, che c'è il com, che quindi è la cosa di unità che io provo la stessa come in compassione, no? Che è condivisa quella cosa. Ok. Seconda morte di nonna, molto più grande, nel senso che avevo probabilmente 12 anni, nonna materna che abitava nel pianerotto di fronte e che io vedevo tutti i santi giorni, che trascorreva ore a casa mia quando mia zia con cui viveva era a scuola, che appunto era maestra, e se all'epoca eravamo tanti bambini, quindi c'erano i doppi turni, a volte andavi di mattina, a volte andavi di sera, e quindi se mia zia insegnava di mattina e io andavo di sera, nonna stava con me o con gli altri fratelli
Quindi lei la conoscevo bene, Castelldaia meravigliosa, Castelldaia proprio, Castelldaia. Castelldaio proprio. Io sono, i miei genitori erano uno di Stampace Alto e uno di Stampace Basso. Castelldaio, perfetto. E mia nonna era di Stampace Basso e Cristiana era proprio Castelldaio, cosa che ho scoperto, riscoperto dopo. Cioè, a casa tua parlavano in Castelldaio? No, lei parlava in Castelldaio. Lei, solo tua lei. mamma no? No, assolutamente. Mia mamma, mia Vietato zia, il dialetto? lei parla, ma non so se fosse vietato, ma loro parlavano solo in italiano. Lei parlava bene anche in italiano, ma tutta una serie di cose andavano dette in sardo. Come si cucina, quando dava gli ordini a mia zia sul come cucinare, gli ordini erano solamente in sardo. Stura, ghetta, mia zia via Zurpa, mia nonna via Zurpa, no biera nudda, andava a olfatto, non assaggiava, fragava all'aria e diceva se era da spegnere o no, se c'era da aggiungere qualcosa. Che meraviglia. E mia zia eseguiva. Quindi muore questa mia nonna, io ero fuori, tutta la famiglia eravamo fuori, torniamo. Lei è morta in casa? Lei è morta in casa, sì. Nel sonno? O durante no, credo nel sonno. Ma di malattia o di infarto? Una morte improvvisa? Bah, improvvisa, anche lei ormai aveva più di 80 anni, era una persona diabetica, con un fisico potente, quindi qualunque cosa. Il cuore, diciamo che sicuramente non era quello di una bambina. Per tanti anni ci ha convissuto, poi probabilmente a un certo punto su Gordana lo sai cosa voglio fare io, mi riposo. Comunque arriviamo, nonna distesa sul letto, mia zia mi porta in camera loro, vedo mia nonna lì e la faccia era gialla. Mia zia mi avvicina a mia nonna e io faccio un po' di resistenza. Mia zia non capisce che io sto facendo resistenza, ma ritiene che sia doveroso che io mi avvicini da nonna. Quindi piano piano mi inciportara, mi incigghiettara di aici, mi piega la testa e mi dice dai un bacio a nonna. No, ti danno. Mia nonna, aiuto. Come ho appena detto, era un bel corpicino, tenera una faccia di aici, gialla, quindi io mi chino, non riesco a dare il bacio a mia nonna e fuggo. Ci credo. Lasciando ovviamente mia zia un po' dispiaciuta di questo fatto. Ma che fratello. La notte dopo, se non ricordo male era la notte successiva, in campagna, luna piena, io cammino, alzo la testa, luna piena gialla, era la faccia di mia nonna, minciseu cagao. Che tu stai camminando, vera. ma vera, no, ti assicuro che nella mia memoria, magari piano, però nella mia memoria io ho questa cosa qua, che stiamo andando, alzo lo sguardo e vedo questa luna piena, la faccia di mia nonna gialla e scappo dentro alla casa. Quindi la morte per me da bambino ha avuto queste due cose qui e questa mi ha ribloccato. Io non sono riuscito per lungo tempo a vedere persone morte, nonostante la morte rimanesse una cosa che mi sembrava naturale, cioè zuzzeriri. Poi ho dovuto vedere un mio cugino che avevo scelto come padrino di Cresima, persona a cui volevo tanto bene, non potevo non vederlo, e quindi l'ho visto. Poi un altro da poco accanto, poi a un certo punto anche quello diciamo che l'ho superato, proprio il contatto fisico, perché non avevo problemi con la morte, avevo proprio quel ricordo, mi si accendeva la luna piena. Certo. Cosa ho imparato dai bambini sulla morte? Che sanno che cos'è, che la malattia spesso ti porta a metterla nel conto, anche se hai 7 anni, anche se hai 8 anni, e la metti nel conto con
dispiacere, ma anche con naturalezza. E poi una cosa che mi ha fatto impressione la prima volta che è successa, da che poi ci sono stato attento e l'ho notato tante altre volte, e cioè di come i bambini, io questo con loro l'ho vissuto, chi magari l'ha avuto con questa relazione anche con gli adulti potrà dire lo stesso, aspettano il momento giusto nella malattia. Poi chiaro, Morisi, guarda, come il fatto che io in questo momento stia parlando con te, ho alcune immagini, alcune situazioni, alcuni bambini o bambine che erano in una situazione molto molto avanzata di malattia molto grave, in fase appunto quella che viene definita terminale, con cure palliative, che i medici parlando dicevano: guarda, ormai stiamo aspettando, i genitori anche consapevoli di questo, un giorno, 2 giorni, 3 giorni, 4, e poi ti accorgi, perché poi le raccogli le cose, che un papà faceva fatica a entrare nella stanza, entrava, salutava e usciva, e la mamma invece era sempre presente. E poi a un certo punto il papà si sblocca ed entra, e non solo entra, ma trova un modo per stare insieme, che ad esempio è quello di leggere storie, oppure quello di raccontare quello che ha fatto e che è legata a cose che sono state fatte insieme. E il fratello che però si entra, saluta, sta, ma è arrabbiato. È arrabbiato perché non è giusto che chi sia Dio, che sia la malattia, che sia Gesù bambino, gli porti via la sorellina. Incazzato. Poi a un certo punto anche lì si sblocca questa cosa e passi dal ma perché al ogni secondo io voglio essere presente. Quindi passi dal domandare qualcosa invece al vivere quella cosa, e quella se ne va. A quel punto se ne va. È successo la prima volta e ho detto: hai visto? Che coincidenza, papà ha fatto questo. Poi succede un'altra volta, che vedi che uno è maturo e l'altro non è maturo. Se si può essere maturi per la morte di un figlio, però no, uno no, ne ha contezza, quasi che uno lo sappia e l'altro magari dica sì, però magari sì, è vero, mi avete detto ok, ma magari potrebbe essere che succede qualcosa, potrebbe, chissà, la medicina, vedi, e quindi quando sei in quella fase lì, seppure la realtà ti dice altro, ma tu ti sposti dalla realtà, fai anche fatica a stare nel momento. E poi anche quello matura nel dire ok, è così, la realtà è questa. Questa cosa è capitata tante volte. Guarda, io ti posso dire, in quelle che ho visto in ospedale, perché poi ce ne sono state altre che sono avvenute a casa, certo, o sono avvenute in rianimazione, o sono avvenute in un altro ospedale, quindi quelle che io ho visto, che ho seguito, che ho di bambini o bambine che ho seguito per 1 anno, 2 anni, 3 anni, quindi con cui conoscevo bene loro, conoscevo bene la famiglia, avevamo relazioni strette. Questo io ti posso dire che almeno 5 volte è successo così. Sì. Che in alcuni casi sia stato 1 giorno e mezzo o 2, in un altro tutto sia avvenuto nel giro di 3 giorni, in un altro ci è voluto 1 settimana, però quasi, questa è la modalità. Io così l'ho vissuta, come se aspetto che tu sia pronto che abbia accettato questa situazione. È pazzesca questa cosa. E quindi come se il bambino o la bambina
non che sia quasi, gestisca lei il momento, cioè come se volesse fare in modo che le cose si sistemassero. Vi lascio sereni, vi lascio tranquilli. Lasciatemi andare. Che poi è anche quello, lasciatemi andare. In alcuni casi è anche quello, lasciatemi andare. Però anche, e poi la cosa interessante, almeno a vederla così, è che poi non è questione di intelligenza, non è né da parte dei bambini né dei genitori, è il corpo che decide. Come il corpo che fa capire a un adulto, perché anche questo mi è capitato di vederlo, o a un bambino che non ce n'è più. Cioè non è che lo pesi, dici, ma potrei, ma sarebbe... No, tu ti accorgi che le risposte che il corpo, ma te ne accorgi, ma non è appunto a questo livello, è a questo livello. Sei consapevole che le cose stanno finendo, stanno andando, rinizieranno. Un'ora, però io voglio agganciarmi un attimo al tuo essere attore, che mi piace troppo l'idea di come è nato tutto, il fatto di recitare, di scrivere il testo teatrale, di farlo come io ho visto un video, non sono potuto, cioè non sapevo niente di te, a parte, uno spoiler te lo faccio, quando stava registrando Francesco Palomba il tuo film che non è ancora uscito, giustamente. No, è il suo film, Sì. Non è nel senso io gli ho dato solo ho fatto la dollycam, o come si dice, la steadicam, cioè nel senso che lui era dietro, io facevo il mio lavoro e lui seguiva l'attività. Vabbè, avete fatto una cosa insieme, a prescindere che lui abbia fatto tutto. Francesco è un ragazzo in gamba, no, ma è importante questo, che certo, sia il suo film. È il suo film, ed è il suo film su quel pezzo di scuola in ospedale. Poi Ciseodeo e Pinocchio. Però rispetto invece ho visto perché chi mi ha detto di invitarti mi ha mandato il video, io lì per lì ho detto non lo voglio vedere, io voglio conoscere Andrea senza sapere nulla di lui, e poi mi sono detto vabbè, ne ho visto 5 minuti. E qual era? L'Altalena. L'Altalena, il video dell'Altalena. Sì, il video dell'Altalena fatto in una sala che non ho capito, con un coso rosso, un baldacchino rosso, vabbè. A Sassari. Forse a Sassari. Sì, bravo. a Sassari. Anche quello a Sassari, organizzato da una mamma. Me lo immaginavo. Di una mamma che mi ha detto così. A cui è morto il figlio e che ha fondato un'associazione, perché questa è un'altra cosa che capita e ne conosco ormai tante. Ha fondato un'associazione che riunisce i genitori che hanno perso i figli. Bello. Che, come ormai lo sanno tutti, lo si dice sempre, che non ha una parola, questa condizione non ha parola per essere definita. Bravissimo. Cioè, se ti muore tua moglie o tuo marito, sei vedovo o vedova, ma lì non si può lì non c'è una parola che la definisca, e forse è comprensibile che non c'è una parola perché non la si vuole immaginare quella situazione. È quella, per quell'associazione appunto abbiamo fatto lì l'Altalena Sassari. Comunque, chiedo scusa, ho parlato di nuovo. No, tranquillo. E quindi quando me la sono guardata tutta, perché ho guardato tutto lo spettacolo, perché all'inizio non lo volevo vedere per non avere troppi non pregiudizi, come si possono chiamare? No. Suggestioni, no? Così. Invece l'ho guardato tutto e ho detto cavolo, a parte che è un bellissimo monologo, è articolato, è un po' storia, è un po' ricordi, è un po' esperienza, è un po' emozioni. Ho pensato, ma di chiederti come inizi, come ti viene in mente di farlo, e se magari ti ci sei un po' buttato in questa cosa. Allora, io ho pochissime foto di quando ero bambino, pochissime, perché avevamo sul quarto, per cui i primi 2 ne hanno avuto a palla, e poi io e mio fratello abbiamo iniziato a diminuire. Mia sorella ne ha avuto di nuovo perché essendo femmina, ed è arrivata dopo 6 anni, quindi e in più era arrivata anche la tecnologia delle foto a colori. Io quelle che ho da bambino, 4 ne ho tutte in bianco e nero. La prima foto che ho, che ricordavo sempre, era una alla
scuola materna, in piedi su non so che cosa un po' alto, che faccio l'imitazione di Pappagone, personaggio di Peppino De Filippo. Certo. Quindi diciamo che il desiderio di recitare o deve su scimpru ce l'ho sempre avuto. Smettila. Ma perché lo facevi molto anche a casa, a scuola? Evidentemente sì, ma poi nel corso degli anni ci sono stati da ragazzino, da ragazzo, sempre fatto qualche cosa in un modo molto così, capitava, facevamo delle attività di animazione per ragazzi o cose di questo tipo, e con un altro facevamo quelle che venivano chiamate le scenette. Quindi ti inventavi la storia, la mettevi in scena, ti trovavi gli oggetti, ti trovavi la musica. Alcune volte erano cose molto molto belline, perché ho rivisto anche delle cose fatte tanto tempo fa, alcune erano belline, altre facevano veramente pena ai cani, però il desiderio di raccontare storie, sono sicuro, l'ho sempre avuto, di raccontare in un modo o nell'altro. Prima di fare l'Altalena ho fatto altri 4 spettacoli, chiamiamoli così. Tutti diversi? Tutti diversi, sì. In particolare... Ma sempre per la scuola? Cioè per No. Ce n'era uno che ho fatto e che ha un po' girato. Sai che quando tu sei compagnia da solo, fai quello che ti pare, però ridepisa pure che a te sul luogo dove farlo, che è un problema. Però sono riuscito, uno si chiamava Gesù Cristo mio, sono riuscito a farlo in... Cos'era questo Gesù? Gesù Cristo mio era... Chi è? Cioè, giocando, morigando col coach, etichetta. Gesù Cristo mio era il mio Gesù Cristo, non era l'esclamazione, ma era il mio Gesù Cristo, che partiva anche lì da storie da bambino, altro, e finiva con tutto un capitolo sulla Chiesa che io ho vissuto e vivo tuttora come praticante, diciamo, ma con l'attenzione critica a tutto ciò che non mi va, eccetera. Immagino che non lo mandi a dire. No, che te lo tenga proprio tendo di no. E che si concludeva con una cosa che si chiamava dialogo. Come? Un dialogo, cioè era un dialogo tra un uomo e Dio. Un dialogo. Con l'uomo che si rivolge a Dio dicendogli: Ciccio, si donau il libero arbitrio, però sei tu che ci hai fatto così, quindi lo sapevi che noi, cioè ti lamenti di quello che facciamo, ma ci hai creato tu, ci hai creato a tua immagine, ma cosa vuoi da noi? E Dio gli ribalta giustamente la cosa, e niente, quindi comunque c'era quello spettacolo che era forse quello un pochino più completo, ma ce n'erano, uno si chiamava Periferie, il primo era una raccolta di racconti che avevo scritto nel tempo, si chiamava Se avanzo conservatemi. Bellino. Il titolo era forse la cosa più bella di tutto lo spettacolo. Carino. Però c'erano un po' di racconti, quelli li ho fatti pochissime volte. Gesù Cristo mio l'ho fatto una 12ina di volte, diciamo. Okay. Problema dell'Altalena, che diventa prima spettacolo, era questo. La domanda che rivolgevo a me stesso era: ma è possibile che queste storie così belle, che io ho avuto la fortuna di vivere, di osservare, le relazioni che ho potuto anche lì osservare, capire, tutto quello che mi ha dato, ma è possibile che debbano rimanere lì? È possibile che un mondo che è così ricco e pieno di vita come l'ospedale o un ospedale pediatrico venga visto come un luogo invece di sofferenza, dolore, disperazione assoluta, e invece è un posto dove c'è anche, ovviamente, a tratti, in certi momenti, la disperazione, dove c'è la sofferenza, mica la possiamo negare, ma c'è tutto quell'altro. Allora, è possibile portare questo pezzetto di mondo perché venga visto? Una prima cosa è stata quella di, con la collaborazione della compagnia teatrale Il Cadadie Teatro, portare gli spettacoli per bambini in ospedale. Abbiamo iniziato in quel modo, quindi
un loro spettacolo che era dentro il loro circuito Capitani Coraggiosi di teatro ragazzi. Ah, me lo ricordo, Capitani Coraggiosi. Uno spettacolo veniva in ospedale. Ma E con i primi 2 anni con Silvestro, Silvestro, Mauro, soprattutto chi ha tirato le fila di questa cosa è stata inizialmente Tatiana, che è l'organizzatrice appunto del teatro ragazzi, e quello è già un passaggio. E poi abbiamo iniziato a invitare, quando loro venivano a fare teatro, invitavamo le classi. Ok, quindi portavate... E quindi venivano bambini da fuori, non era più la scuola dell'ospedale che riceveva doni, perché tutti gli anni si porta tanta cosa, sai, i bambini ospedalizzati, ma eravamo noi che offrivamo alle scuole qualcosa, e già questo cambiamento era stato importante. Ma soprattutto avevamo dato la possibilità ai bambini e ai loro insegnanti di vedere che un bambino in ospedale, il loro compagno di scuola in ospedale, aveva perso i capelli, ma sempre su era. Certo. Questa cosa qui è stata uno dei motori per me. Poi questo è avvenuto anche con il Festival Tutte Storie. Quindi anche il Festival Tutte Storie portava e continua a portare, e continuerà a portare anche quest'anno, un loro autore, un loro laboratorio all'interno dell'ospedale, e questo comunque è proprio per aprire l'ospedale all'esterno. Benissimo. Io come posso farlo? Vi confesso che la mia paura principale era quella che io non facessi emergere le storie che avevo vissuto, ma che facessi emergere il raccontatore delle storie. E se c'era una cosa che non mi interessava, perché le storie erano talmente potenti, talmente forti per come le avevo vissute io, che era la storia a dover uscire e non il narratore della storia. Il narratore era necessario, un narratore è necessario, però era lavorare per sottrazione, togliere, e perché rimanesse la storia. Quindi le storie ce le avevo perché erano i miei appunti, erano la mia memoria reale contro la memoria fisica che si deteriora. A un certo punto, un anno, collaborando con il Festival di Cumcambias di San Sperate, tanti anni avevo fatto diverse cosettine in alcune serate, forse anche Gesù Cristo mio avevo fatto, adesso mi ricordo. Comunque non avevo mai raccontato nulla dell'ospedale. Allora mi preparo un pezzo che però era l'unico pezzo che non è uno dei pochi pezzi del libro e dello spettacolo che non racconta specificamente una storia, ma è una riflessione su tante storie. È quel pezzo che parla del tempo, c'è un tempo per e c'è un tempo per. Bellissimo quello del tempo, bravo, quindi bellissimo. Quello l'avevo scritto da poco, e appunto era un pezzo che non raccontava una singola storia, e dico adesso faccio la prova, io lo porto in scena, mi avevano dato 15 minuti, quindi era perfetto, lo porto in scena e vedo la reazione. Quindi spacco le scatole a tutti dopo, chiedendo: ma tu che immagine ti sei fatto? Che cosa ti è venuto fuori? E quello che ne ricavo è che quello che era venuto fuori era le immagini che io creavo nel raccontare quella cosa. L'immagine appunto del bambino che si nasconde sotto il lenzuolo per non studiare, o l'immagine del dipingere l'arcobaleno in quel tempo, colorare quel tempo, e che non ero io che lo facevo, ma che era quella situazione che lo faceva. E quindi mi convinco che si possono raccontare quelle storie senza che sia la mia storia di me che racconto quello. E allora mi faccio, come dire, più azzardato, scelgo le storie, vedo come unirle, che filo dargli, e lì viene fuori la storia con cui appunto inizio, della mia infanzia a Monteurpino, del fatto che a me è sempre piaciuta l'altalena, e inizio a raccontare da quell'altalena di Monteurpino all'altalena in ospedale,
partendo dalla domanda che realmente per 20 anni mi è stata fatta: ma come fai a fare questo lavoro? Ma come ci riesci? Ma come è possibile vedere i propri alunni? Come fai? Non ho una risposta da Girko, ed è appunto lì, si trova lì nell'altalena. Hai citato anche e niente, e poi lì sono partito, ho provato e l'ho rielaborata. Okay. Andando avanti, nel senso che ti rendi conto, questo serve a me, che ci tengo tanto a dirlo, ma non serve alla storia, e allora lo tolgo e ci aggiungo un gesto, tolgo una parola, una parola detta può toglierne 20, invece di dire quelle 20 dico quella, se metto un gesto non devo neanche dire quella parola, eccetera eccetera. Che metodo usi per ricordarti tutto quello che devi dire? Ripeto. Davvero? Ripeto. Non hai un metodo? Potrei iniziare adesso ho un filo, cioè se io adesso dico, inizio, siamo tessuti con il filo delle storie, siamo figli di due storie che si sono incontrate, avvicinate e intrecciate insieme, e pure noi appena usciamo dalla pancia di nostra madre, vedo sempre dei visi sconcertati a questo punto, e allora appena veniamo portati sotto da una cicogna, appena veniamo trovati sotto un cavolo, come dice la mia alunna Marta: maestro, ma è vero che i bambini li porta la cicoria? Okay. Unendo il mondo animale e il mondo vegetale. Ma mi parti di questo velo e non mi fermo, e se tu mi dici parti da lì, è come appunto se ormai c'hai un però filo, quindi è un filo che è diventato continuo. Perfetto. Che è diventato continuo, e la cosa bella del filo continuo è per me l'unica cosa è ripetermelo, cioè il mio cane credo che potrebbe recitarlo senza nessun problema, perché io quando porto il cane ripeto, a volte ripeto tutto veloce, a volte ripeto tutto lento, anche per non annoiarmi, quindi cambio, lo ripeto facendo dei movimenti così, poi ci va, sta su rempuso, però le parole sono e vanno avanti. Questo mi permette, avendo il filo preciso e chiaro di quello che devo dire, e che se anche per caso mi perdo, la storia ce l'ho pienamente, anche perché è la mia, in quello è la mia, e quindi a volte io mi ascolto mentre sto andando, ascolto la mia voce che dice quella cosa lì e penso a quello che deve dire, di dai, questa volta proviamo a dirlo con... ed è bellissima questa cosa. Questo è solo con l'altalena che mi è capitato, nelle altre cose ero sempre più centrato su quello che stavo dicendo, come lo stavo dicendo in quel momento. Qui invece il filo della parola è talmente, come dire, fluido? No. Fluido, va talmente per conto suo che io nel frattempo posso pensare a come dirlo, Hai tutto a come il tempo dire la frase precedente, o osservare quelli che ho davanti e provare ad adattare. Ad esempio mi è capitato un paio di volte di avere in prima fila bambini di 7 anni e allora ti rendi conto che è giusto parlare con i bambini della morte, ma sparargliela a sbronchiarura con uno che hai davanti forse non è il caso. E allora sono le volte che magari ho usato di più degli eufemismi o non l'ho nominata, perché a volte non c'è neanche bisogno di nominarla, la fai capire e non la dici, perché magari la dici una volta invece di dirla 4 e per una questione di rispetto, ecco, di attenzione. Quanto ti piace? Fare l'altalena mi piace moltissimo, cioè farei solo quello. Cioè se mi dicessero da domani ti va bene fare l'altalena a palla tutti i giorni, sì. Ma la cosa bella è che adesso ho iniziato un'altra un altro spettacolo che non l'hai già fatto, che ho fatto sabato scorso e quindi che te lo volevo chiedere, vedi? E la cosa bella è che io pensavo adesso mi infilo in una memoria limitata come la mia, mi infilo anche quello e ci perdo a Rogusu dell'altalena, e invece sono proprio due binarietti che stanno scorrendo così. Forse si intitola. Perché forse? Di cosa parla forse? Forse racconta di un signore che sale sul palco e dice che lui ha necessità di parole
e di frasi e di concetti chiari, netti, puliti, precisi. Non gli piacciono certe parole, anzi ritiene che alcune parole non debbano esistere. Parole come tot, circa, pochino, molto, non definiscono, perché appunto poco rispetto a che cosa, molto rispetto a che cosa, eccetera, eccetera. E ce ne sono delle altre, come ad esempio forse, che sono parole che vanno trattate con molta attenzione perché possono essere ambigue. Lui ha questo problema di linguaggio, nel cogliere il linguaggio, perché se tu, a lui succede che qualcuno in un certo momento della sua vita gli spara un forse, lui va in tilt perché dice sì, ma forse che cosa? Vuol dire questo, 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 ed è sempre alla ricerca di un significato preciso. E questa è tutta la prima parte. Nella parte centrale si scopre perché non si scopre ancora, mica è un giallo, si capisce perché ha questa necessità di chiarezza, di sì o no, di precisione, perché per troppo tempo nella sua inizio di adolescenza si è trovato invece in una situazione di bilico, anzi non è stato lui a trovarsi in bilico, ma una persona a lui cara, e questo stare così in un indefinito l'ha portato a avere necessità di cose chiare e definite. E quindi forse è la parola che si ripete un paio di volte che gli crea più tranquillità. Gli crea dei traumi, perché la cosa è forse, ma forse potresti, forse mi sono innamorato di te. Mamma mia. No, aspetta, Ma forse, come, ma che cosa significa forse? Forse perché me lo stai chiedendo? Perché me lo stai dicendo così? E allora trovi la persona che te lo spiega, ma trovi anche quella che ti molla perché dice ma ti sono in disgusto, oppure forse potresti. E quindi questo forse si ripresenta un paio di volte e si ripresenta soprattutto in conclusione, che diciamo che bisogna vederlo. No, non spoilerare troppo. Si viene a vedere il 10 di luglio alla vetreria di Pirri. Ecco, 10 luglio è abbastanza 10 luglio alla vetreria di Pirri. Quindi venite il 10 luglio. Il 10 luglio, allora, il 10 luglio alla vetreria di Pirri, una produzione Quinte Emotive, che è un'associazione teatrale di Iglesias che ha deciso di produrre questo nuovo lavoro. Forse vetreria di Pirri, non so l'ora sinceramente, ma Zidagi Chiasi e l'ha trovato. Di e con Andrea Serra, con la collaborazione al testo di Francesco Serra, che sarebbe tuo figlio. Che è mio figlio. Che bella questa cosa di farlo con tuo figlio. Allora, io vorrei parlare con te ancora molto, ma abbiamo sforato tantissimo rispetto all'ora. Perché magari possiamo pensare di fare una seconda puntata fra qualche mese, giusto a decantare questo primo incontro. Devo farti la domanda di rito, anche se magari la risposta ce l'abbiamo già. Forse. A come? Guarda, A come ascolto. Aia, ma lo sai che l'ha detto? Non te lo posso fare. Aspetta. L'ha detto Andrea Deso. Bravissimo. È vero, ma non mi bisogna ricordare. L'ha detto lui. Vabbè, allora. Guarda che ti controllo. Andrea Desogus mi ha copiato precedendomi. Bravo. E vabbè, sei della stessa scuola, quindi. Certo, perché l'ascolto era fondamentale. Fa parte del nostro. È il nostro strumento principale di lavoro e di vita, credo, perché. No, voglio dirti una cosa, sto perdendo ancora tempo. Che io penso un'altra. Mi è venuta in mente un'altra cosa, bravo, perché quando Andrea mi ha parlato di ascolto, lui l'ha fatto ovviamente principalmente per la sua esperienza quarantennale all'interno dei ragazzi. Sì. Tu l'hai fatto con i ragazzi, il primo pezzo, ma poi l'hai fatto con i bambini. Sì. E c'è una differenza, penso, enorme, come tipologia di ascolti. Come posizione di ascolto, sicuramente, come tipologia, come posizione, come far capire all'altro che lo stai realmente ascoltando. Chiaramente se la possiamo banalizzare è una questione di postura, secondo a chi ti rivolgi ti metti in una certa posizione, ma come dire, il centro è su proprio, è uguale. È
si chiama ascolto attivo, perché tu stai sentendo quello che ti viene detto e lo traduci in esperienza di quello che te lo sta dicendo e di esperienza che è tua rispetto a quello che stai ascoltando. Quindi è una, come dire, all'interno di una conversazione, all'interno di un confronto, è quel qualcosa che è continuo, che cambia, che ti cambia all'interno di quello. C'è uno scrittore, in questo momento mi sfugge il nome, che dice: noi non ascoltiamo, aspettiamo solo il momento giusto per parlare. Il nostro momento per parlare. Ed è vero, spesso, tralasciando situazioni più particolari, tipo, se è presente le domande ai convegni, che c'è il relatore che fa il suo intervento, poi c'è lo spazio alle domande. Arriva, is domandas non vunti mai domandas, ma sono delle affermazioni, e generalmente chi fa la domanda sta chiedendo il consenso a quello, dice vero che in regioni, esatto. Ma io sto aspettando che l'altro che ha fatto la domanda prima di me finisca, non lo ascolto, eppure quella domanda è rivolta al relatore, ma è rivolta anche a me. Anche a me può far riflettere quella domanda, certo. E soprattutto magari sta facendo la stessa domanda che devo fare io, non da Vazzud, e invece spesso non ci si ascolta, e questo è il minimo. L'altro è quello che in quel tipo di ascolto la situazione, quello che avviene, lo crei insieme, e con i bambini è uguale che con gli adolescenti. Guarda, è che appunto sforauso, ma ci sono due cose. Io ho fatto per 10 anni, credo 12, forse 12 anni, mi sono occupato dell'ufficio, insieme a Valentina, mia moglie, mi sono occupato dell'ufficio poetico del Festival Tutte Storie. Ufficio poetico che non è nient'altro che un luogo che raccoglie i pensieri che i bambini hanno sul tema di quell'anno del festival. Ok? Quindi l'idea nata da Bruno Tognolini, scrittore per bambini, e uno degli autori del festival, è: i libri raccontano quel tema, e cioè gli autori raccontano quel tema con le loro storie, i laboratori raccontano quel tema con le loro attività, i bambini ci raccontano quel tema attraverso le loro frasi. Il tutto fatto nella maniera meno scolastica possibile. Il nostro impegno è stato proprio quello di creare, aiutare gli insegnanti, perché ci rivolgevamo agli insegnanti, aiutare gli insegnanti a creare delle condizioni in cui i bambini erano liberi di dire quello che gli affiorava alla mente, quello che veniva, senza correzioni, con alcuni input che noi potevamo dare, che erano però semplicemente degli stimoli, e venivano fuori, creando quelle condizioni di ascolto, quando il bambino non si sente giudicato in quello che deve dire, perché questo è uno degli aspetti per i bambini, per gli adulti, per i ragazzi, ma anche per gli adulti, che tu parli e qualcuno sta giudicando non solo quello che stai dicendo, ma anche chi sei tu che dici. Allora, se tu crei la condizione per cui l'ascolto è ascolto e non c'è giudizio, vengono fuori dei capolavori che invito chiunque di voi ad andare a vedere sul sito del Festival Tutte Storie. All'ufficio poetico ci sono circa 8.000 pensieri 8.000 raccolti in 20 anni di ufficio poetico. Tu lo fai da 20 anni? No, io l'ho fatto per 10 anni, poi l'ho mollato. Vabbè, perché l'hai fatto per molto appunto, tempo. Anche lì è importante cambiare per il posto in cui lo facevi e per te. Se io ti dico che cos'è il tempo, e un bambino di 9 anni che si chiama Raul dice: il tempo è un filo che diventa vestito, io alzo le mani e mi fermo. Meraviglia. Se ce l'avessi davanti lo ringrazierei. Ringrazierei proprio. Che meraviglia. Il filo, il tempo è un filo che diventa vestito. Cosa puoi dire? Meraviglioso. Cioè geniale, ma nella sua semplicità. Semplicissimo. Altri sono ancora più semplici, altri sono ancora più complicati, quasi complicati, che dici: ma com'è che un bambino di 7, 8, 9, 11 anni, 12 anni può avere un pensiero così profondo? Se inciampo e cado mi incontro con la terra.
cioè non mi squartaro, Mi incontro. Il tema era la terra, incontro la terra. O un altro sulla foglia, su come la foglia quando si stacca diventa tutt'uno con la terra, diventa terra. Questa non la ricordo come citazione precisa, ma era una meraviglia. Meravigliosa. Quindi avete raccolto. Quindi raccolto tutto quello e dici qual è la condizione per ascoltare? Ascoltare è togliere giudizio, voler essere veramente curioso di sapere cosa l'altro vuole dire e creare le condizioni perché anche l'altro sia curioso di quello che vuoi dire tu, se è un dialogo. Con i bambini si può fare, con i ragazzi si può fare, con gli adulti si può fare, cambiano le condizioni. Certo, poi si può fare con tutti. Si può fare con Ed è per questo che ti dicevo le due che mi allungo. situazioni. Lavoravo in comunità, arriva un ragazzo, anzi io inizio a lavorare, questo c'era già forse, inizio a lavorare nella comunità dei 14-18 anni sottoposti a misure penali. Una cosa che facevo sempre, anche con gli altri ragazzini più piccoli, era, quando c'era l'occasione, prenderli, caricarli in macchina e fargli vedere Cagliari. Bello. Perché molti di loro Sapevo manco dove fossero. non sapevano dove erano messi perché vivevano nel loro quartiere, nella loro zona, non conoscevano niente, si spostavano per andare in Piazza Giovanni al Matterland se non erano di quella zona. Il Matterland a quell'epoca Parco si faceva giochi. lì, parco giochi, e poi sì, c'è il Poetto, c'è Giorgino, stop. Io li portavo, i miei due punti erano prevalentemente portarli in castello, Palazzo Belvedere, fargli vedere le saline, il mare, la strada del diavolo, il golfo, fargli vedere dall'altra parte, sempre di buon cammino invece, la città sotto come si sviluppa, e poi andare a Monteurpino e fargli vedere la città dall'altra parte, che vedi lo stesso, il mare, le saline, ma poi vedi la città da sotto. Certo. E gli dici, guarda, ti ricordi, prima eravamo lì. Adesso guarda, che è una cosa che è stupida, ma è il cambiare il punto di vista. Bravo. Non solo ti faccio conoscere la città, ma Ti faccio capire che cambiare punto di vista ti fa vedere la stessa cosa anche in modo diverso, la percepisci. Comunque porto questo ragazzo a fare il giro, ragazzo sottoposto a misura penale per aver in concorso con altri distrutto un pullman del CTM. Questa era la condanna. Un anno gli hanno no, erano 6 mesi di galera e un anno di messa alla prova. Minchia. Perché all'epoca mi sembra di ricordare che fosse così, che la pena nell'essere commutata in qualcosa che non era appunto più detenzione raddoppiava. Ok, comunque il suo fatto era in concorso con altri aver distrutto un pullman del CTM. Pazzo, su giro, castello, arriviamo a Monteurpino, faccio vedere, scendiamo in Viale Europa e a metà della discesa di Viale Europa si gira verso me e mi fa: minchia, certo che Cagliari è bellissima se non ci fossero tutti questi teppisti. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Il suo punto di È detto, era un ragazzo candido nella sua situazione complessiva, ma era candido. Non è che mi voleva improsare, non è che mi voleva dire, cioè gli era uscito dal cuore. Dal cuore. Gli era uscito dal cuore che era bella, ma i teppisti la rovinavano. Sul fatto che lui fosse lì dentro in comunità per essere un teppista, in quel momento era irrilevante, non c'entrava. E comunque lui era riuscito a cogliere la bellezza. Ed eravamo in quella condizione appunto di ascolto reciproco, dove io ti racconto una storia che è quella di Cagliari, dei suoi punti di vista, delle sue bellezze, e tu sulla base di questa conversazione visiva o altro vieni fuori con una cosa che lui me l'ha detta nel 1995 e io ce l'ho, capito, disegnata a pennarello indelebile, perché è una cosa che mi ha Ma io penso che segnato. tu hai mai fatto un'attività proprio di riabilitazione, perché il suo pensiero, quindi tolto tutta la sua situazione pregressa,
Forse si era anche redento, cioè non si sentiva più tale. In quel momento no, e questo ci dice molto sul fatto di come funziona lo sguardo dell'altro. Bravo. Su di te. Perché tu non lo vedevi così? Io non lo vedevo in quel momento, assolutamente lo vedevo così. Dopodiché non è che sto proponendo la terapia dove uno giri in macchina e mi diventano no, però anche perché noi scemi eravamo, scemi siamo rimasti, no? Però di fatto, a parte che hai detto che era in concorso con altri, magari lui poverino era stato coinvolto in quella situazione. No, diciamo che non era una gran cima e che quindi era facile farsi coinvolgere, che probabilmente era ubriaco quando era successa quella cosa, ma lì in quel momento lui era senza freni, senza qualcuno senza sovrastrutture, senza qualcuno a cui doveva dare conto, che doveva giudicarlo o altro. E questo, in questo caso, situazione così specifica, è cioè proprio che non sarei mai riuscita a scriverla una cosa del genere. In altre magari non era così, non è stata così esplicita, ma è così lo stesso. Quando tu dai a un bambino la possibilità di scrivere un testo, noi insegnanti diamo dei testi, anche nel dare il testo tu puoi scegliere che cosa deve scrivere, o se mettergli molti paletti o se mettergli pochi paletti, se i paletti poi li metti dopo e li controlli, ma quello diventa uno spazio dove lui può raccontare qualcosa. E questo a scuola, in ospedale, è stato prodigioso in oncomatologia, è stato prodigioso per certi versi in neuropsichiatria. Poi col fatto che alcune cose restano e che qualcuno si percepisce in maniera diversa, dice ma io posso fare questo, certo. Questa idea l'ho avuta io, minze, l'ho saputa raccontare. Oppure il maestro sta con me per mezz'ora, questo era successo con una bambina di quinta elementare, aveva scritto un testo, mamma mia, bello, ricco, ma eravamo rimasti più di mezz'ora a discutere sulla punteggiatura. Lei aveva 10 anni, mi poteva mandare al diavolo in qualunque momento, ma a parte avermi dimostrato che aveva capito di che cosa stavamo parlando, aveva sicuramente percepito l'idea che quella punteggiatura, l'attenzione a quello, era per rendere il suo testo ancora più bello. Bravo, e che non gli stavo dicendo fai non così, così, cosa. Da parte tua, era proprio... No, guarda che noi quando è che utilizziamo il punto, quando è che utilizziamo questo? Ma secondo te, se tu provi invece di mettere virgola, provi a mettere un punto e ripartire, prova a vedere se ti viene meglio. È così è andata. Fai le prove. E questo appunto permette che i testi diventino momenti di salute, certo. Di salute e di scoperta di sé in alcuni casi. Ah, come? Non ti viene. Ah, come affono dopo questa lunga chiacchierata. No, come ancora. Ma c'è anche ancora. Spiegavo a coppia. Ma se mo ti dico. Anna Marraccini. Bravo. Non ci posso credere. Stai tirando fuori. Anna Marraccini, con cui io e Anna abbiamo fatto il tirocinio del corso di servizio sociale insieme. No, sì. Vabbè. E poi la mamma di Francesco. Mamma di Francesco. Ci siamo conosciuti da giovani, abbiamo fatto la scuola di servizio sociale insieme e io e lei un anno abbiamo fatto il tirocinio insieme. Quindi non posso dire ascolto. Ascolta, se posso dire ancora. Se vuoi possiamo usare la parola giusta, nel senso che non è una parola che tiri fuori dopo tutta questa chiacchierata perché magari ti evoca qualche emozione o pensiero. No, dobbiamo trovarlo con la... Gli possiamo dare il titolo che puoi dargli tu, solo tu. Come altresì. Altalena non la vuoi? È possibile che io non l'avessi preso. Ma sei matto! Ero convinto che avessi detto Altalena, ho detto forse non vuole dirlo. No, ma non l'avevo presa in considerazione. Ma stai scherzando? No, non sto scherzando. Come Altalena. Ci voleva molto, io lo sapevo già. Ho detto questo è l'unico episodio dove io arrivo e dico come e mi dice Altalena. Perché lo sapevo. No. Come forse. Come forse. Come Altalena, ringraziamo
Francesco per il suggerimento. Va bene. Andrea, come Andrea? Andrea, com'è stata? Bene? Ti sei trovato bene? Ti è piaciuto? Non ti sei accorto del tempo? Non mi sono accorto del tempo, il cane se ne sarà accorto perché lo devo devi portare. Poverino, il cane. Dio Il cane mio. è cardiopatico peraltro. No, quanti anni ha? 7, è un giovane cardiopatico. 7 anni, è giovanissimo. No, ma non è questo. No. Questo è un orario, ma non è l'orario problematico, quindi non ci sono problemi. Va bene. No, è andata molto bene, sono molto contento. So che purtroppo ho questa tendenza a parlare. Parli, fa piacere sentirti e ascoltarti soprattutto. Grazie Andrea. Ciao. E alla Zibiri in mellus. Alla prossima fois. Ciao. Il giubbotto me lo prendo. Singing the praise.